Si è appena conclusa la partita tra Black Mamba e Atletico Perepere, valida per gli ottavi di andata. I Black Mamba conquistano sul campo la loro prima vittoria nel momento più importante della stagione. Chiedo a Capitan Tovecci un commento sulla partita, un 2-0 che dà soddisfazione. Tutta cura e la dedico a quelle merde che non sono venuti oggi sul campo. Sì, è per loro. Cosa si sono persi? Ringrazio il nostro portiere che Al nostro grande portiere che Un commento direttamente da portiere, cosa ne pensi di questa partita? Mi ero mortificato e quindi sono voluto venire. E mio fratello sono orgoglioso e ho voluto dimostrare, diciamo, di non essere... Ringraziamo anche mamma e papà a questo punto. Un saluto a mamma e papà e ho dato l'anima in campo e sono felice di questa vittoria. A De Silva 2 gol, qual è il più bello? Il ritorno e dobbiamo stare attenti. Vai, lasciamo Giampaolo per meno 2 esatto. Capitano, un pronostico sul ritorno. Pronostico sul ritorno 0-0. È appena conclusa la partita degli ottavi di andata tra le Prugnette e la Scuola Torneo. Siamo qui con Rossi e il portiere Siepe, assoluti protagonisti di questa partita, concludasi 2-2. Rossi ha segnato il gol del pareggio, le Prugnette hanno sofferto ma alla fine sono riuscite a ribaltare la partita. Sì, hanno sofferto, forse c'era pure qualche rigore per noi, non si sa, l'arbitro ha deciso così. Va bene così, siamo riusciti a pareggiare e mo al ritorno vediamo. A Siepe chiede una partita sofferta, gli avversari mi hanno prestato parecchio, siete stati bravi a raddrizzare la partita, cosa ne pensi della partita? Il problema è stato che nel primo tempo non abbiamo giocato come dovevamo, noi sappiamo giocare molto meglio e l'abbiamo dimostrato nel secondo tempo recuperando. La prossima partita sarà diversa e iniziamo dal primo minuto carichi al 100%. Un'ultima domanda a Rossi, quanto può pesare l'assenza di Navas per il ritorno? Molto, il nostro capocannoniere è importante, però ce la faremo lo stesso. Va bene, vi ringrazio, grazie. Siamo qui con il presidente della Scuola Torneo, Nastro, un po' adirato forse oggi per l'arbitraggio, una partita che si è chiusa 2-2. Un commento sulla partita, presidente? Partita difficile, è stata una bella partita, ci sono stati vari scontri tra le due squadre che però fortunatamente non hanno portato a niente di grave, con 2 espulsioni e speriamo di vincere al ritorno. Presidente, l'espulsione del portiere può condizionare il ritorno o ha già provveduto in qualche maniera? No, non ci abbiamo provveduto a prendere un altro portiere. In diretta quindi possiamo dire che avete ingaggiato un altro portiere? Guido La Storia, il prossimo portiere che giocherà sabato. Presidente, è cambiato qualcosa con questo pareggio? L'obiettivo è sempre quello, la vittoria finale? Sempre lo stesso. Va bene, grazie. Appena concluso l'ottavo di andata tra la squadra di Banda Alcolica e i Vamos, hanno vinto la Banda Alcolica per 2-0. Siamo qui con Polverino, Di Cerbo, Imparato, protagonisti di questa partita. A Di Cerbo che ha segnato anche un gol, chiedo un commento sulla partita. Abbiamo giocato abbastanza bene, ho fatto un gol da opportunista di testa, ottimo 2-0 in vista del ritorno. Gennaro muro difensivo, il portiere Polverino non si fa sorprendere. Polverino sempre una garanzia, anche oggi porta in battuta, questa Banda Alcolica è ingranato. Però sempre buone prestazioni, devo dire. Però non mi metti 7 in budget. E non le faccio io vi faccio le interviste. Comunque grande prestazione della squadra che ti ho promesso. Grazie, gentilissimo. Grande prestazione della squadra, puntiamo a vincere il torneo. Vediamo la finale. È inutile che vi chiedo un pronostico sul ritorno, vi do per vincenti ai quarti. Giochiamo e poi si vedrà. Grazie mille. Appena conclusa la partita tra le Papere e gli SS Cichite in un clima surreale, non si è capito se hanno vinto a tavolino o no, le Papere 8 contro 6. Le Papere 8 contro 6 hanno dominato comunque l'incontro, siamo qui con Flavio Baruffo che ha riscaldato il piede parecchie volte trovando la rete. Flavio, un commento sulla partita? La partita è stata brutta, eravamo 8 contro 5, eccolo qua, guardate. Salutiamo anche Edoardo Scarpetta che ha segnato alla fine. Edoardo Scarpetta. È stata brutta, ma al ritorno vediamo, se partiamo da 9-1, partiamo da 3-0. Speriamo di partire da 3-0 per farla equilibrata. Dico per loro, io preferisco che perché Flavio vorrebbe passare il turno, immagino. Io vorrei passare il turno. Mi dispiace per loro se partiamo da 9-1. Eddie, un commento a caldo. Nella partita precedente ci sono stati molti espulsi per noi, quindi chi non poteva venire, gli espulsi, alla fine abbiamo giocato in... quando eravamo 5. Diciamolo, non è colpa di Capitan Romano allora se la squadra oggi si è presentata in meno. Oh, Romano è il capitano tuo. Ah no, non è colpa di Capitan Romano. Flavio, un ultimo momento, queste immagini fanno male al calcio, sei d'accordo? D'accordissimo, grazie. Grazie ragazzi. Ciao.
Si è appena conclusa la partita tra Atletico Micatanto e gli Sparta Chiaia di Maselli, un Atletico scoppiettante, vince 5-1 trascinata da capitano Stasino, una grande prestazione, gol sul rigore. Stasino, un commento sulla partita? Era troppo importante per noi vincere l'andata, volevamo vincere, abbiamo vinto anche bene. Per il ritorno. Esatto, una grande prestazione corale con uno Stasino sugli scudi. Sei soddisfatto della tua partita? Sì, erano 2 mesi che tenevo questo ginocchio e faceva male. Sono contento soprattutto perché non mi abbia fatto male oggi. Un Atletico oggi con una prestazione importante che ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. A questo punto è lecito chiederti: il gruppo funziona, la squadra c'è, arriverete in finale? Questa è la partita di oggi, è la prova che possiamo arrivare. Se giochiamo tutti insieme, ci passiamo il pallone, possiamo arrivare dove vogliamo. Bene, ringraziamo Stasino, grazie. Si è appena conclusa la partita valida per gli ottavi di andata tra SSC Unina e lo Chalet. Gli Unina vincenti per 2-1, siamo qui con Capitan Pisa, un commento sulla partita. È stata una partita, abbiamo iniziato col piede sbagliato sicuramente, avevamo troppe assenze, però con la calma e con il nostro solito gioco palla a terra siamo riusciti almeno a vincere. Ci sta stretto un po' il vantaggio di un solo gol, però aspettiamo il ritorno con fiduciosi, diciamo. Nonostante le assenze, comunque una prestazione che sembra aver convinto. Sì. Secondo te lo scarto poteva essere maggiore? Dove avete sbagliato? Guarda, non la toglie a questi ragazzi, comunque sono bravi, hanno giocato bene. Credo che abbiamo avuto sempre la palla, giocavano sempre di rimessa, purtroppo siamo stati troppo inconcludenti. Siamo fiduciosi per il ritorno comunque. Va bene, grazie Capitan Pisa, grazie. I 3 terroni. Qualcuno commenta da fuori i 3 tenori dei cani sciolti che hanno appena vinto 4-1 contro i Durex, partita valida per gli ottavi di andata. Siamo qui con Landi, Egizio, Culierzo, un trio tutta fantasia, possiamo dire. Io chiedo a Stasi Egizio, grande protagonista, un commento sulla partita. No, è stata una partita veramente molto bella, siamo partiti come volevamo, a giocare palla, a impostarla sempre da me. Poi abbiamo Quindi hai giocato, insomma? Sì, oggi mi sono davvero divertito, perché ricordate, il calcio è divertimento, gioca bonito, come dico io. Landi, un commento sulla partita? Capitale. 4-1, però potevamo vincere con un risultato maggiore. Ci vuole più cattiveria per questi cani sciolti. A difesa, lasciamo troppi spazi. Una dedica a Francesco Totti. Scusa, per il rigore a cucciaio ce l'ho sempre queste cose. Fatto anche il pescato. Non mi smettisco mai. Il mio portafortuna. Grazie ragazzi. No, vinci, bravo. Rifacciamo. Una partita delusa perché... Da partita chi è deluso? L'arbitro. Che c'ha pizzo l'arbitro? La prima partita con lo Sport Chiaia al torneo Ah, non è lo Sport. Perché... parliamo. Vai, cosa è successo?